ravazzate.it. Oggi per la rosticceria siciliana faremo la ravazzata con carne e mignoli. Gli ingredienti sono impasto e ragù per rosticceria, semi di sesamo e frutto. Le pezzature sono 30 grammi. In alto trovate i link per la ricetta del ragù e dell'impasto. Adesso spennelliamo con lo strutto la teglia. Mettiamo la carta da forno. Adesso spennelliamo la carta forno. Adesso facciamo la ravazzata alla carne. Ne tagliamo un pezzettino e la mettiamo di lato. La schiacciamo tutta e la tagliamo. Mettiamo il ragù. Chiudiamo adesso e schiacciamo bene i bordi. Il pezzettino che abbiamo tagliato, adesso lo allunghiamo. Lo facciamo lievitare per un'oretta. Uniamo il tuorlo con il latte. Abbiamo fatto lievitare per un'altra ora. Adesso passiamo il tuorlo con il latte sul pezzo di rosticceria prima di infornarlo. Tagliamo i pezzi. Mettiamo il sesamo. Adesso mettiamo in forno a 160 gradi per un quarto d'ora. Le nostre ravazzate mignole al forno sono pronte. Di seguito troverete alcuni link per fare altri pezzi di rosticceria siciliana grandi e mignon.